Buongiorno in diretta con Focus TG. Apriamo con un grave fatto di sangue a Mogliano Veneto. Un marocchino ha accoltellato alla gola un 47enne italiano che è grave, in condizioni gravi. L'uomo è stato arrestato e denunciato a piede libero. Ok, fatto, fermo, fatto tutto, sai? Il corpo a terra in una pozza di sangue, le urla di dolore intorno ai soccorritori. Sono circa le 17:30 in via Toti dal Monte, nei pressi della stazione di Mogliano. L'uomo, 40enne tossicodipendente, è appena stato aggredito, colpito al collo con un coccio di bottiglia al culmine di una lite da un cittadino straniero, probabilmente nordafricano. A raccontare quei minuti drammatici una testimone. Subito dopo si sono aggrediti e uno dei due, che aveva appunto la bottiglia in mano, l'ha scaramentata sull'altro proprio a livello del collo e quindi gli ha provocato una ferita molto profonda e ha incominciato a letteralmente dissanguarsi, quindi il sangue usciva a fiocchi. E niente, dopo hanno chiamato, insomma, l'hanno fatto sedere, hanno cercato di tamponare la ferita e poi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM che soccorrono l'uomo. Il racconto di un altro testimone. L'ho visto privo di sensi, si vedeva che respirava, gli hanno fatto il debito intervento là al momento e dopo un quarto d'ora, anche 20 minuti, l'ambulanza è ripartita. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Mestre, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base dell'aggressione probabilmente motivi di droga. I carabinieri indagano per risalire al responsabile. Fondamentali le immagini delle telecamere della zona. I due sono ben conosciuti da chi qui lavora e abita. Loro sono spesso lì e sono già successe diverse litigate, proprio la zona sotto la stazione vicino al supermercato. Sono sempre gli stessi individui e oggi è successo questo. Sotto shock chi ha assistito all'aggressione. Sono rimasta un po' sconvolta soprattutto per il sangue. Un episodio che riporta in primo piano il tema sicurezza nella zona della stazione di Mogliano. Sarebbe valutata secondo lei una zona rossa in quell'area? Io penso proprio di sì, cioè proprio la zona che parte dalla zona che collega del sottopasso sia all'ingresso di via Roma, la parte della stazione, sono zone veramente critiche. Bisognerebbe fare qualcosa. Servizio di Francesca Bozza, la prima pagina del giornale di Vicenza, un'altra aggressione, sgrida il giovane che fa pipì contro l'auto, colpito alla testa con un tirapugni. Adesso invece andiamo in diretta da Ilaria Marchiori a Mestre perché è stato mostrato in aula durante il processo il video in cui si vede l'uccisione del giovane Jack Gobbato. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nella zona in cui è successo l'accoltellamento, in cui Giacomo è stato ucciso. Vedete, ci sono ancora qui tutti gli oggetti che sono stati messi e che puntualmente vengono messi proprio qui in suo onore. Bene, ieri durante l'udienza in corte d'assise è stato mostrato il video ripreso dalla telecamera di videosorveglianza qui di Corso del Popolo, dove si vede appunto Giacomo che dopo essere stato colpito al petto muove ancora qualche passo prima di piegarsi poi su se stesso e accasciarsi a terra. Pochissimi secondi ma lunghissimi. In aula erano presenti la mamma e il fratello è scoppiato in lacrime, la mamma l'ha abbracciato, ma c'era anche chi l'ha accoltellato, c'era l'assassino, il 38enne moldavo Sergej Merieshchevi, che ha ascoltato immobile al banco degli imputati, ha parlato per ultimo tramite un interprete, negando a più riprese di voler uccidere, ma comunque confermando l'intenzione di utilizzare il coltello per difendersi e per fuggire. Poi ha detto: voglio chiedere scusa a tutti per quel che ho fatto, chiedo perdono per questa tragedia, capisco che sono colpevole e che devo stare in galera. E dopo questa frase
base la madre di Giacomo si è presa la testa tra le mani piangendo in silenzio. Qui insieme a noi c'è l'avvocato Matteo D'Angelo dell'associazione Altobello in Cammino. Anche l'associazione aveva partecipato alla marcia per Giacomo. Sicuramente, insomma, lei è anche un avvocato, quindi conosce anche come funzionano tecnicamente, no? Queste udienze. Sicuramente è stata un'udienza struggente per i familiari, per chi era lì, ma secondo quello che ha detto probabilmente anche l'assassino si è reso conto di quello che ha fatto. Sì, ora io non mi va di commentare il processo, conosco solo i fatti di cronaca, non conosco gli atti processuali, quindi posso fare solo un commento di tipo umano, di vicinanza e solidarietà e di amore per la famiglia di Giacomo. Un sacrificio che purtroppo non ha portato nulla di buono in termini di prevenzione e di sicurezza nel territorio. L'unico aspetto positivo è una accresciuta responsabilità della popolazione, una presa d'atto che ci si salva tutti assieme. Lo dimostrano le manifestazioni che si sono tenute anche per eventi diversi, una mobilitazione continua della cittadinanza che dimostra che c'è una nuova consapevolezza, la necessità di riprendersi la città, come le varie associazioni che compongono il coordinamento da anni ormai vanno dicendo. Questa è l'unica nota positiva. Purtroppo dal lato politico invece non cogliamo identica presa d'atto, cogliamo tanti tam-tam ma pochi atti concreti, sia da parte dell'amministrazione, che ha una responsabilità enorme in ciò che è accaduto, perché Mestre la situazione è degenerata nell'ultimo decennio. Abbiamo commentato il caso dell'ex Telecom, tutti fatti noti, e lo stesso sacrificio di Giacomo poi ne è conseguito un ulteriore accoltellamento, quello di Cosimo, il titolare dei Folli, che solo per miracolo non è morto. Quindi eventi delittuosi di questo tipo non ci sono stati, ma non è che non ci sono stati gli episodi violenti. Cronaca ormai quotidiana di utilizzo di coltelli, forbici da parte di ragazzini più o meno consapevoli, infra 14enni, infra 18enni, dove il territorio ormai è sotto scacco di queste bande diventano criminali, ma sicuramente di persone, di soggetti, di ragazzi che esprimono un disagio sociale che non è colto dall'amministrazione. E non è colto, quello che mi preme rilevare, non è colto purtroppo nemmeno dalle opposizioni, che non paiono cogliere quella che è la sofferenza della cittadinanza. Ecco, quindi più consapevolezza da parte della cittadinanza, meno azione, appunto secondo lei, da parte invece di amministrazione e opposizioni. E l'abbiamo visto e documentato più e più volte anche la presenza di sempre più ragazzini che girano con i coltelli. Io ringrazio l'avvocato Matteo D'Angelo, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Una violenza diffusa e anche a volte gratuita come quella di alcuni balordi che hanno creato scompiglio e paura tra i passanti a Bassano del Grappa, vicino al Ponte Vecchio. Alla nostra redazione è arrivata questa testimonianza. Ieri sera uscivo di casa intorno alle 21:30 a piedi, mi sono fatta una passeggiata verso il centro, poi intorno alle 22, località Ponte degli Alpini, ho incontrato questi 3-4 ragazzi giovani di nazionalità non italiana che hanno cominciato un po' a schiamazzare, a provocare, bestemmiare in mezzo alla strada, diciamo, con gente e bambini, insomma, che passavano con genitori. La testimonianza arriva da un nostro telespettatore che in un normale e apparentemente tranquillo lunedì sera è dovuto suo malgrado tornare sui propri passi per evitare che l'aggressione da verbale rischiasse di diventare fisica. Sono stato provocato anch'io, mi sono allontanato dalla zona perché comunque erano abbastanza alterati e anche forse un po' pericolosi, poi comunque io mi sono spostato. Ecco.
non era il caso di stare lì, perché c'era anche una zona buia e quindi ho preferito recarmi più, diciamo, in altre vie. Il gruppetto, non è chiaro se alterato anche dall'alcol, ha creato scompiglio nei pressi del luogo simbolo di Bassano. Dei comportamenti che avevano destavano comunque preoccupazione anche per le persone che si recavano proprio vicino al Ponte degli Alpini da soli, insomma, ecco, quindi perché fermavano le persone, provocavano, bestemmiavano, comunque comportamenti non belli. Anche per questo il livello di sicurezza in città è drasticamente calato. Senza dubbio 10 anni fa, anche meno, si stava meglio. Io vedo un degrado sociale e purtroppo devo essere sincero e non possiamo nascondere queste cose. Servizio di Mirko Cavallin, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Un uomo con il cane è stato invitato in Corso Palladio a raccogliere i bisogni dell'animale. Lui per tutta risposta ha picchiato agenti e passanti. Succede anche questo, è stato fermato, ha colpito padre, figlia e vigili urbani appunto che lo hanno arrestato. È stata scoperta e fermata una donna specializzata nel derubare anziane fingendosi promotrice di creme per il corpo. L'ultimo episodio è avvenuto venerdì scorso nel quartiere Sacro Cuore a Padova. Si è finta una fisioterapista e con la scusa di applicare una crema sul collo ha sfilato una collana ad un'anziana invalida. Una 38enne Cinti è stata fermata dopo aver derubato la signora di 80 anni lo scorso venerdì in via Querini nel quartiere Sacro Cuore a Padova. La donna era stata avvicinata mentre stava gettando dei rifiuti. La truffatrice le ha detto di essere una fisioterapista della farmacia del quartiere e si è offerta di farle provare dei prodotti per la cura del corpo, ma con abilità le ha sfilato una collana del valore di 5.000 euro e poi è fuggita con un complice che l'aspettava in macchina poco lontano. I poliziotti, dopo aver ascoltato la descrizione fatta dell'anziana che aveva notato l'auto su cui era fuggita la truffatrice, hanno controllato le telecamere cittadine e hanno individuato la vettura e la donna già nota per episodi di truffa ad anziani. Lo scorso gennaio in centro a Padova infatti aveva raggirato un 85enne sempre proponendo creme per il corpo e riuscendo a sfilarle un orologio da 3.000 euro. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. A Padova sequestrato il cantiere in cui c'era stato il crollo del solaio. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. A te Chiara. Buongiorno ai telespettatori, sì, ci troviamo ancora in via Santa Eufemia, lo ricorderete, lunedì proprio intorno a quest'ora il crollo di un solaio all'interno di questo ex convento dove è in corso di realizzazione uno studentato per studenti universitari, uno dei cantieri più importanti che ci sono nel centro storico di Padova. Alcuni cocci caduti da un solaio hanno colpito 2 operai, si tratta di un 38enne e di un 40enne di origine romena dipendenti di un'azienda che sta lavorando all'interno in subappalto. Niente di grave per loro, una sospetta frattura per uno e l'altro invece è stato portato in ospedale in stato di shock, ma questo ha riacceso i riflettori su questo cantiere dove già nel novembre scorso 3 operai egiziani erano saliti su una gru per chiedere condizioni di vita, di alloggio migliori e anche il pagamento di alcuni stipendi. Per questo la procura vuole vederci chiaro, ha raccolto la prima relazione inviata dalla polizia e ha affidato le ulteriori approfondimenti, ulteriori indagini allo Spisal e ha disposto il sequestro di una parte della parte interessata dal crollo di questo cantiere. Tra l'altro verifiche statiche erano state eseguite anche da parte dei vigili del fuoco. Si stanno interessando della cosa da tempo i sindacati che più volte avevano sollevato le loro perplessità. Valentina Visentin questa mattina ha raccolto l'intervista della segretaria provinciale della Filea CGIL Barbara Schiavo. Vi lasciamo con le sue parole, tra l'altro aggiungendo che proprio i sindacati e le aziende dovrebbero avere un incontro oggi pomeriggio. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto, poi da Padova la linea può tornare allo studio.
E questa mattina stessa abbiamo mandato una richiesta di incontro urgente sia al CSE che anche al responsabile della GVG che abbiamo conosciuto nel corso dei vari incontri per provare a capire e a far chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto e anche per capire come ora si intende gestire il tempo lavoro dei lavoratori che immaginiamo siano stati sospesi dall'attività essendo stato messo il cantiere sotto sequestro. Ecco, era un cantiere noto che voi comunque già da tempo seguivate. Sì, noi nella nostra usuale attività di girocantieri abbiamo incrociato questo cantiere, un cantiere complesso, strutturato, grande, con molte aziende che interagiscono tra loro all'interno del perimetro della zona di cantiere e abbiamo segnalato moltissimo. Per quanto riguarda la nostra attività crediamo che sia un po' giunto il momento di prendere in mano la situazione ed agire, perché le parole non è più il tempo delle parole, bisogna iniziare a porre rimedio a questa situazione perché questa era purtroppo una tragedia annunciata. Grazie a Chiara Gagliani e Federico Cibotto da Padova. Adesso torniamo a Mogliano Veneto, dove vi abbiamo detto in apertura è stato ferito gravemente alla gola un 47enne da un marocchino. In diretta Daniela Sizia con Simone Merlo per la parte tecnica. A te Daniela. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio nel luogo dove è avvenuta l'aggressione, questo fatto di sangue gravissimo che ha sconvolto anche i cittadini. Nel pomeriggio alle 4 è iniziata nel sottopassaggio la litigata, poi si sono rincorsi, sono arrivati fin qua e l'aggressore ha colpito con un coccio di bottiglia di birra al collo un italiano, un 47enne che è stato ricoverato in ospedale, si trova in prognosi riservata. E si spera qualche ora, qualche giorno verrà sentito anche dai carabinieri per capire il motivo della lite. È stato invece rintracciato e identificato l'aggressore, è sempre un 47enne ma nordafricano, incensurato regolare sul territorio italiano. Non ha precedenti penali come vi ho detto, se non un caso di ubriachezza, ma conosciuto, come ci diceva anche il vice sindaco di Mogliano e assessore alla sicurezza Leonardo Muraro, che è qui con me. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Una persona che comunque qua in zona è conosciuta. Questa è una zona calda, abbiamo sentito una signora che dice io abito qua, sono esasperata, qui abbiamo paura addirittura ad uscire, bivaccano, ci sono tossicodipendenti, ci sono spacciatori, anche se questa è una zona, assessore, comunque controllata. Ma è super controllata su tutta Mogliano, qui abbiamo un'attenzione particolare da parte sia dei carabinieri sia della polizia locale, è attenzionata con una decina di telecamere sempre che rilevano tutti gli eventi che ci sono, è una zona che ricordo però che è la quinta stazione come movimentazione di persone a livello Veneto, stiamo mettendo un'attenzione particolare con le forze che abbiamo, però purtroppo noi le nostre forze sono queste e soprattutto gli orari sono gli orari che ci legano un po' come intervento. Non a caso ho chiesto al sindaco e alla giunta uno sforzo maggiore per i prossimi mesi estivi, soprattutto quando apriremo anche la nuova piazza, per creare un pattugliamento a piedi delle zone più calde da parte della polizia locale nelle ore serali. Ecco, il fatto che sia avvenuto però nel pomeriggio, perché è venuto intorno alle 4, direttore, e qui fra l'altro possiamo far vedere magari Simone, c'è anche una palazzina, ci sono i residenti, una zona dove non solo ci sono gente che prende il treno ma anche proprio cittadini, bambini, cioè un fatto del genere, vedere un uomo insomma ferito in quella maniera al collo fa davvero pensare. Fa paura, ma soprattutto il grande impatto che può avere su dei bambini che passano a quell'ora o delle persone anziane o persone normali, ma sono dei fatti che accadono tra di loro, forse qualche screzio o qualche debito vecchio, però il coinvolgimento emotivo da parte delle persone è notevole. È ovvio che noi non possiamo mettere una polizia, un pugno della polizia locale in ogni angolo della città e su questo però abbiamo una rete anche col controllo vicinato che ci informa subito
di quanto succede e cerchiamo di intervenire con immediatezza, ma soprattutto noi vorremmo fare anche la famosa prevenzione, solo che prevenire anche alle 4:30 del pomeriggio è una cosa poi difficile in una città da 28.000 abitanti che ha una quindicina di piazze e luoghi importanti in tutto il territorio. Ecco, qui una cittadina ci diceva prima, una signora diceva prima, insomma, perché non pensare ad istituire una zona rossa come è successo per Treviso in via Roma, dove è in atto, lo ricordiamo, una sperimentazione di 40 giorni. Perché dice non farlo anche qui? Ricordo che a Treviso ci sono polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, per cui un numero copioso di agenti che possono mettere in piedi anche questi interventi, di questi progetti. Qui le nostre forze sono a turnazione, i carabinieri 23 agenti che devono controllare Mogliano e Preganziol, noi abbiamo 32 agenti come polizia locale e dobbiamo controllare nel consorzio Mogliano, Preganziol e Casier, per cui lo sforzo è notevole, però le risorse sono poche, avremo bisogno di maggiore finanze, di risorse per incrementare, e anche su questo ho chiesto un incremento di 3 agenti della polizia locale. Abbiamo bisogno di investire anche in sicurezza, significa avere anche più uomini e poterli dotare anche attraverso accordi sindacali di utilizzare l'orario in maniera diversificata. Grazie, intanto grazie Assessore, come vi ho detto è stato rintracciato e identificato, si tratta di un 47enne nordafricano che è stato denunciato per lesioni gravissime, la vittima in ospedale in rianimazione. Direttore, qui da Mogliano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia, a Simone Merlo e a Leonardo Muraro che è l'ex presidente della provincia di Treviso. Sempre con la cronaca, a Salgareda c'è un'allerta lanciata da Piave Servizi perché nel paese si aggira un falso addetto ai servizi idrici. Una coppia lo ha fatto scappare e ha chiamato i carabinieri. Capelli castano scuro e abbigliamento simile a una divisa. Si è presentato così il giovane che si è finto un addetto del servizio idrico, entrato in azione intorno alle 9:30 del mattino in via Europa a Salgareda. Il ragazzo si è avvicinato a un'abitazione presentandosi come un tecnico dell'acquedotto e sostenendo di dover sostituire il contatore dell'acqua. Una volta ottenuto l'accesso al giardino si sarebbe recato verso l'entrata della casa. Il suo arrivo a piedi, però senza alcun mezzo, con le insegne aziendali di Piave Servizi, ha allertato la padrona di casa che ha subito chiamato il marito in quel momento dentro l'abitazione. All'arrivo dell'uomo il sedicente tecnico ha mostrato segni di nervosismo. Insistendo nel voler verificare l'identità del giovane, i coniugi hanno richiesto un tesserino identificativo, ricevendo in risposta solo un cartoncino privo di logo o riferimenti ufficiali. A quel punto l'individuo si è rapidamente allontanato a piedi. I proprietari dell'abitazione hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri. Piave Servizi ricorda che nessun addetto è autorizzato a visionare contratti, bollette o richiedere pagamenti direttamente a domicilio. Per qualsiasi dubbio sull'identità di un tecnico, soprattutto per chi effettua letture dei contatori o interventi tecnici, è possibile contattare il servizio clienti. Servizio di Edi Caliman, oggi in regia Andrea Basso e Italo Morao. Adesso vediamo anche i cimiteri bersagliati dai ladri che vandalizzano le tombe alla ricerca di bronzo. Vediamo anche la rabbia dei trevigiani. È venuto a controllare? Sì, sono venuta a controllare perché ho sentito appunto per Antenna 3 il telegiornale, ho detto è meglio che vado a controllare anch'io, che non sia successo qualcosa. Senta, e guardando questa tomba qua cosa si pensa? Insomma, che sono dei vandali. E guardando come hanno devastato questa tomba non c'è altro termine per dei ladri di bronzo che hanno colpito la sinistra Piave. Statuette, portalampade ed altri oggetti tutti realizzati in lega di rame e stagno divelti dal camposanto di Marino di Piave e in quelli di Ogliano e di Scomigo. Ma è in quest'ultimo che i malviventi si sono particolarmente accaniti, arrivando a montare su questa tomba, spostando con il peso i graniti per poi distruggere la stele con il basamento che sosteneva una statuetta votiva. I furti e i vandalismi risalirebbero alla notte dello scorso fine settimana, mentre nella giornata di lunedì la triste scoperta da parte dei familiari e le relative denunce con la richiesta di giustizia per atti che colpiscono gli affetti più cari. Oltre al danno economico, che è un qualcosa
che ha una certa consistenza, però insomma passa. Rimane invece la ferita dal punto di vista dei sentimenti, perché diciamo, i familiari che vanno a trovare i propri defunti e si trovano la tomba danneggiata è una cosa che ti rimane. Forze dell'ordine che non solo stanno intensificando i controlli anche nelle zone cimiteriali, ma contano di individuare i responsabili attraverso i circuiti intercomunali di videosorveglianza. Nel perimetro esterno di qualche cimitero ci sono, in altri ne abbiamo qualche telecamera sulle vie di esodo, e quindi stiamo cercando con il nostro nucleo investigativo di setacciare tutte le immagini per capire di individuare questi soggetti. Stiamo vagliando delle piste magari di nomadi che si appropriano di questo metallo per poi venderlo al mercato nero. Indagini quindi anche nel mondo del riciclo dei metalli, considerando che bisogna essere strutturati per poter procedere alla fusione del bronzo. Recuperare la refurtiva è molto difficile, se non addirittura improbabile, però ci piacerebbe comunque intercettare questi soggetti, perché in passato c'erano state delle bande che rubavano il rame dalle grondaie piuttosto che dai tetti, oppure matasse di fili alle ferrovie. Comunque non aveva lo stesso effetto da un punto di vista, diciamo, sentimentale, del sentimento, quindi non toccava tanto la morale. Qua invece si entra proprio nell'intimo dei sentimenti di ogni persona. Servizio di Lucio Zanato. Adesso andiamo a Vicenza, perché i residenti di via Adenauer denunciano lo stato di abbandono del parco. Sul posto per noi Luisa Bertini con l'operatore Cristian Roque Allende. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con uno dei residenti che appunto ci ha segnalato questo stato in cui versa il parco, e con Mattia Zucconi, il presidente del Circolo degli Asili della città di Vicenza. Parchetto che voi segnalate da tempo un po' malmesso. Qui vediamo alle nostre spalle una giostrina che è stata chiusa per la scala pericolante, poi c'è un trenino con degli spuntoni, dei chiodi pericolosi per i bimbi, inoltre non funzionano i servizi. Insomma, quali sono le problematiche e cosa segnalate? Ma andiamo a segnalare quella che è la non messa in sicurezza del parco, soprattutto un parco dedicato ai bambini. È inaccettabile avere delle giostre con chiodi piuttosto che legno, marce, chiodi di fuori, che comunque possono essere un potenziale causa anche di incidenti da parte dei bambini. Inoltre il terreno disconnesso, che comunque potrebbe essere anche una causa di caduta da parte degli anziani che magari accompagnano i bambini piuttosto che farsi una passeggiata. Anche i bagni da quasi un anno circa segnalati che non funzionano, segnalazioni fatte che non funzionano, mai sistemati, quindi comunque è una mancanza di non manutenzione da parte, diciamo, del comune. Voi tra l'altro lo chiedete anche perché qui in zona ci sono diversi asili e quindi questo diventerebbe un po' un polmone verde, punto di ritrovo anche per le famiglie. Sì, diciamo che qui nel circondario ci sono diverse scuole, asili che alle 4, bene o male, quando i bambini tutti escono, viene sovraffollato appunto dai vari bambini che per dedicarsi un po' di tempo e giocare. Quindi sicuramente è molto pericoloso, perché ci vogliono 2000 occhi a controllare, anche che i cancelli non funzionano, quindi entra e esce chi vuole, non c'è un minimo, diciamo, di manutenzione per garantire la sicurezza dei bambini. Ecco, lei si è fatto un po' portavoce di questo gruppo dei genitori che si sono rivolti a lei. Che cosa si chiede? Allora, come ha ben detto, sono stato contattato da genitori degli asili delle scuole qua nelle vicinanze, appunto, che hanno messo in luce come sia in situazione di incuria quest'area verde residenziale. È un po' preoccupante. Come si può vedere, diciamo, alle spalle abbiamo lo scivolo, come ha detto appunto correttamente il genitore, abbiamo erbacce alte. È successo anche che ci sono delle persone, nonostante ci siano i controlli, che dormono comunque nelle panchine e con i bagni rotti, quindi la cosa è un po' preoccupante visto quello che sta accadendo e che è accaduto nei mesi scorsi, diciamo, in città per i nostri figli. Quello che chiediamo è appunto, prima di costruire e mettere a norma un nuovo parco, di cercare di mettere in sesto quello che già attualmente è ben funzionante ed esistente. Ecco, questo è l'SOS da parte dei cittadini, dei residenti qui in via Adenauer che abbiamo raccolto. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie molte ai nostri colleghi della redazione di Vicenza. Intanto vigili del fuoco, carabinieri
soccorso alpino ed elicottero della Finanza sono impegnati a Recoaro da stamattina all'alba per la ricerca di un uomo scomparso i cui familiari non hanno più notizie da lunedì. È stata trovata l'auto in zona Campogrosso dove si stanno concentrando ora le ricerche. E dall'Arena di Verona vediamo un titolo sulla una donna che è scomparsa da giorni, la signora Clara. Un uomo di un furgone ha detto: quel giorno li ho sentiti litigare con Clara. Si riferisce a un litigio in famiglia, una donna di cui sono state trovate tracce biologiche in un'auto, e quindi diciamo l'inchiesta sta procedendo in questa direzione. Sconto nel risarcimento che l'ex carabiniere Dino Maglio deve all'Arma. Il 46enne è in carcere per aver violentato turiste straniere che ospitava nella sua abitazione. Questo sempre a Padova. Valentina Visentin. Prima le stordiva con i sonniferi, poi violentava le turiste straniere che ospitava nel suo appartamento attraverso la piattaforma Couchsurfing. L'ex carabiniere Dino Maglio, in servizio alla caserma di Teolo all'epoca dei fatti, era stato condannato ad un risarcimento di 125.000 euro. 2 anni fa la Corte dei Conti aveva ridotto la condanna a 80.000 euro e di recente ha concesso un ulteriore sconto a 60.000 euro per il risarcimento del danno d'immagine che l'uomo aveva provocato all'Arma dei Carabinieri. Questo perché, secondo le motivazioni, Maglio in questo periodo non ha mai concesso interviste agli organi di informazione sulla scia del grande clamore mediatico che aveva avuto la sua vicenda. Il 46enne tra il 2013 e il 2014 aveva ospitato diverse turiste straniere nel suo appartamento dell'Arcella che si erano fidate di lui proprio perché appartenente all'Arma dei Carabinieri, dato riscontrato dalle testimonianze delle vittime e dal fatto che lui si presentava con la divisa di ordinanza. Dino Maglio era stato accusato di violenza sessuale aggravata dallo stato di incapacità. La Corte d'Appello di Venezia l'aveva condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione. Servizio di Valentina Visentin. È stata abusata a 14 anni dall'amico della mamma con il consenso della donna. Lei è stata già condannata a 3 anni e 9 mesi di reclusione. Lui, 44 anni, originario di Crotone, è a processo per violenza sessuale. A parlare davanti ai giudici proprio la madre quarantenne, che ha spiegato di essere stata succube dell'uomo, intimorita dalle sue minacce. Non volevo farlo, mi ha costretta, ha detto la madre della vittima. La minorenne è stata costretta a subire violenza fino a quando ha raccontato tutto alla nuova compagna del padre. Immediata la denuncia e i fatti risalgono all'estate del 2019. La prossima udienza è stata fissata per il 24 giugno a Treviso. L'indagine è aperta sul sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron. Antonio Fortini, consigliere comunale di maggioranza, e i genitori di quest'ultimo. La Procura di Padova ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Erano accusati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione elettorale e abuso d'ufficio dopo la presentazione di una mozione per la realizzazione del nuovo canale scolmatore da parte del Consorzio di Bonifica. Per Claudio Piron, sindaco di Selvazzano Dentro, il consigliere comunale di maggioranza Antonio Fortin e i genitori di quest'ultimo, tra i quali Paolo Fortin, ex primo cittadino del comune, la Procura di Padova ha chiesto l'archiviazione. La parola adesso passerà al GIP, che dovrà decidere se mettere fine all'indagine, aperta dopo l'esposto presentato al prefetto del consigliere di minoranza Marco Destro, candidato sindaco con la lista civica Noi Selvazzano. Secondo quest'ultimo, la mozione presentata in Consiglio Comunale a luglio 2024 era in conflitto di interessi, da qui la richiesta di indagine agli organi competenti. Secondo la Procura, a 4 mesi dall'avvio degli accertamenti, il comportamento dei 4 iscritti nel registro degli indagati, tra i quali il sindaco Piron, non ha evidenziato posizioni illecite nell'ambito della realizzazione di un'opera che aveva visto nascere anche un comitato dei cittadini a Selvazzano Dentro. Da qui la richiesta di archiviazione.
Sono stati tutti assolti, perché il fatto non sussiste, in tribunale a Padova i 12 attivisti di ultima generazione imputati per aver partecipato e promosso azioni di disobbedienza in città nel 2022. I reati per cui a vario titolo erano imputati sono manifestazioni non autorizzate, apologia di reato, prevenzione antimafia, interruzione di pubblico servizio, degrado di beni culturali o paesaggistici e deturpamento, imbrattamento di cose altrui. Il giudice di fatto ha assolto uno dei 12 imputati e ha decretato il non luogo a procedere per gli altri 11 coinvolti. Oltre 2000 persone hanno dato ieri l'ultimo saluto nella chiesa di Malcontenta ad Anna Chiti, la 17enne morta nell'incidente sul catamarano. Tante le lettere strazianti che sono state portate sull'altare. Il papà ha detto: ero il tuo supereroe, il dolore mi ha sconfitto. Sentiamo Ilaria Marchiori. Un giorno mia figlia Anna mi disse: sai papà, sei il mio supereroe, senza mantello, ma con il superpotere di essere mio papà, più forte del mondo. Ma adesso che il mio angelo non c'è più, quel supereroe è stato sconfitto dai dolori amici. Ma sono convinto che il mio papà un giorno ritornerà da te, più forte di un supereroe, per stare insieme per tutta l'eternità. Papà Umberto ha dato così il suo saluto ad Anna Chiti, morta 10 giorni fa, 17 anni, nel tragico incidente sul catamarano. A salire sull'altare della chiesa di Malcontenta nel giorno del funerale è stato poi il turno di mamma Ludmila e prima di loro della gemella Giulia. Tu sei e sarai sempre parte di me. Non importa dove tu sei adesso, io ti porterò con me ovunque. Sarai il mio coraggio quando ho paura, la mia forza quando vorrò mollare e la mia luce quando tutto sarà buio. Mi mancherà quel tuo sorriso solare che portavi sempre con te e chi mi voleva dire: mamma, ti voglio bene. Prima dei familiari e della funzione anche amici e amiche hanno voluto dare il loro personale saluto ad Anna, una ragazza che tutti ricordano come solare, allegra, intraprendente, amante del mare. In chiesa e sul piazzale almeno 2000 persone, soprattutto giovani, amici di Anna. Sulla bara bianca calle blu a simboleggiare il colore del mare, rose bianche e girasoli. All'arrivo poco prima delle 10, oltre i familiari, i compagni dell'istituto nautico e la disperazione del padre tra le note di Ovunque sarai di Irama. Poco prima gli uomini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno accolto la bara con il fischio del Nostromo che si riserva alle autorità di Stato e ai marinai venuti a mancare. In chiesa il sindaco Brugnaro che ha abbracciato commosso il papà di Anna, il presidente dell'autorità portuale di Blasio, il sindaco di Mira Dori e altri rappresentanti istituzionali. All'uscita tra le note di American Dream il lancio dei palloncini bianchi e azzurri, gli applausi e le lacrime della mamma distrutta che insieme al resto della famiglia ha accompagnato Anna verso il cimitero. Servizio di Ilaria Marchiori. Adesso andiamo in diretta ad Asiago perché da oggi è stato riaperto il sacrario dei caduti della Grande Guerra. In diretta Ferdinando Garavello. A te Ferdinando. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Giornata storica per l'altopiano e non solo, perché oggi è stato riaperto il sacrario dell'Aiten che vedete alle mie spalle con le immagini di Edoardo Alberti. C'è stato un primo intervento di messa in sicurezza costato 150.000 euro, adesso fra poco partirà invece un maxi restauro del costo di circa 7 milioni di euro perché la struttura effettivamente ha parecchi problemi, però adesso si può visitare
è arrivata ad Asiago il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, che è stata accompagnata alla visita del sacrario. L'abbiamo vista visibilmente emozionata, ha avuto anche l'opportunità di leggere, di vedere la famosa lettera di Adolfo Ferrero che ha spedito alla mamma e al papà appena prima di morire sull'Ortigara, una lettera che è stata persa, ritrovata, che è una storia veramente incredibile che abbiamo raccontato tante volte nei nostri telegiornali. Siamo riusciti a strapparle anche una dichiarazione di cuore davanti a quella lettera che poi nei nostri TG racconteremo ai nostri telespettatori. Una giornata davvero intensa, c'erano le scuole, i bambini delle scuole hanno regalato al sottosegretario un plastico del sacrario dell'Aiten che adesso si può visitare, si può salire sulla scalinata e affacciarsi alla grande balconata sotto quell'immenso parallelepipedo di marmo che domina la parte centrale dell'altopiano. Diciamo, direttore, che anche il sindaco di Asiago ha parlato molto di memoria, dicendo che da qui deve partire un percorso che non può fermarsi mai. È quello della memoria, lo ricordiamo sempre, è un muscolo che va tenuto allenato, e la memoria della prima guerra mondiale deve passare necessariamente da qui. Quindi l'estate che si apre, i tanti visitatori che arriveranno in altopiano e che fino a questa mattina, ieri pomeriggio, non potevano salire sul sacrario dell'Aiten per vedere questo monumento o entrare per vedere anche il museo che ospita, finalmente potranno farlo, e diciamo che è un buon punto di partenza. Grazie Ferdinando, grazie molte. Ovviamente poi stasera nei nostri telegiornali altri, tutti i particolari. Grazie Ferdinando Garavello, che è responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo avanti con la cronaca, l'abbraccio degli ex colleghi e delle amiche di Elisa Spadavecchia, la 66enne pensionata, travolta e uccisa da una ruspa nella battigia mentre era in spiaggia nella riviera romagnola. Continuano le indagini, intanto per i funerali che si svolgeranno venerdì a Creazzo si susseguono i messaggi di cordoglio per la professoressa, che era molto apprezzata e conosciuta. Continuano le indagini della Procura di Ravenna sulla morte di Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione di 66 anni, originaria di Molfetta, residente a Creazzo, travolta e uccisa sabato scorso in spiaggia a Pinarella di Cervia da una ruspa in manovra che stava lavorando sull'arenile. Indagato a piede libero con l'accusa di omicidio colposo, l'uomo alla guida del mezzo, anche se ci sono ancora molti aspetti su cui la Procura dovrà far luce anche per accertare eventuali ulteriori responsabilità, in primis se e da chi i lavori fossero autorizzati. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo dell'ex docente di inglese. I funerali saranno celebrati venerdì alle 14:30 alla chiesa di San Marco a Creazzo, e da parte degli ex colleghi del liceo Quadri è già previsto un intervento in ricordo. Quando ho comunicato ai docenti e al personale ATA quello che era successo, ecco, ho ricevuto veramente la vicinanza di tantissimi docenti, e quindi io penso di sì, che parteciperemo in massa, ecco, ci sarà un ricordo particolare, ecco, anche da parte nostra. Per tanti anni al Liceo Quadri di Vicenza, tra le professoresse più ben volute da studenti ed ex colleghi. Direi in una sintesi molto amata non solo dal corpo docenti, dai suoi colleghi, dalle sue colleghe, ma anche dagli studenti stessi. L'ex docente stava trascorrendo un periodo di vacanza sulla riviera romagnola con un gruppo di amici e il marito, carabiniere in congedo del comando provinciale di Vicenza. Per noi è come perdere un membro della famiglia, anche se un ex docente, ma proprio anche per i rapporti, insomma, che Elisa aveva e curava ancora con il dipartimento. Ecco, il dipartimento di inglese mi diceva che stavano preparando anche una festa per i futuri pensionamenti, e lei era anche molto attiva e comunque partecipava a tutta una serie di iniziative che il dipartimento stesso faceva. Ecco, era in pensione, ma direi in piena attività da questo punto di vista. In tanti hanno voluto ricordarla. Le amiche che si sono firmate compagne di sempre hanno lasciato un loro pensiero. Eri l'amica di tutte, ci mancherai. Un'altra morte assurda insieme a quella di Anna Chiti, no? Una professoressa che va in spiaggia, viene travolta
da una ruspa, quella ragazza che è caduta da un catamarano, risucchiata dall'elica alla quale si era impigliata la cima. Si resta senza parole. Intanto l'ULSS-3 ha potenziato il soccorso in laguna con la Idromedica, una nuova imbarcazione più veloce della idroambulanza, in grado di navigare anche in condizioni di bassissima marea. È stata ideata ovviamente specificamente per Venezia. In laguna bisogna adattare i mezzi, noi le idroambulanze ce li abbiamo, ci mancava quello che è l'equivalente dell'automedica. Abbiamo creato un mezzo identico all'automedica, quella che chiamiamo automedica, che in realtà sarebbe un veicolo di soccorso avanzato, che ha a bordo tutte le attrezzature. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulla Idromedica, un nuovo anche nel nome, innovativo, mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso, pensato, progettato e realizzato dotandolo delle necessarie strumentazioni per la specificità di questo territorio. Questa è una barca veloce con a bordo solo il pilota, medico, infermiere e tutte le attrezzature che servono per portare l'ospedale dal paziente. Maggiore rapidità di intervento, maggiore versatilità. Nel momento in cui un medico interviene con un'idroambulanza, se c'è la necessità di una sua competenza da un'altra parte, può utilizzare questo mezzo che è veloce per essere trasportato ed intervenire a soccorrere qualcun altro. La nuova Idromedica è stata realizzata in 2 esemplari con un investimento di quasi 400.000 euro. È in grado di intervenire ovunque, viaggiando anche in condizioni di estrema bassa marea e soprattutto molto rapidamente. Sarà più veloce di un'idroambulanza perché un'idroambulanza arriva a 35 nodi, quindi intorno ai 60-65 all'ora, soprattutto quelle nuove motorizzate con motori di 270 cavalli. Questa arriverà sui 40 nodi e quindi quasi 80 all'ora. Abbiamo adottato su questa imbarcazione un sistema di power lift che consente appunto di alzare la barca in fase di corsa per permettere di raggiungere delle più alte velocità e di abbattere al massimo l'impatto del motondoso. In tutto il mondo forte impressione per la catastrofe di Gaza, dove c'è un problema umanitario senza precedenti, con bambini che muoiono sotto le bombe o per fame. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli ospiti c'era Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle, sentiamo cosa ha detto. Capisco quello, anzi intanto ringrazio lei direttore e la trasmissione di aprire con questo, perché non è vero che non se ne parla, forse sono i media nazionali che non ne parlano, ma è importante se anche dal punto di vista della nostra parte politica, che su questo è chiara, limpida, cristallina nella posizione a partire dallo stop a riarmo, ma non vogliamo fare in modo che una protesta di questo tipo su quello che sta succedendo a Gaza diventi strumentale da parte politica. Qui ci vuole un'azione collettiva civile. Io sono venuto a conoscenza, per esempio oggi, di una lettera aperta da parte dell'ordine, rivolta agli ordini professionali sanitari, di prendere posizione rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, una lettera lunga, piena di contenuti del dramma di quello che sta succedendo. Ora vorrei ricordare, visto che si parla di memoria storica, che non è iniziato tutto il 7 aprile, ma il 7 ottobre, pardon, lapsus, ma molto tempo prima. Per cui qui non è la gara a chi ha iniziato per primo, perché quello che sta succedendo adesso a Gaza è, e forse De Luca è quello che ha chiarito in maniera, è stato più incisivo di tutti, usando parole sì, all'apparenza pesanti, ma in realtà è quello che sta accadendo. Ora, io mi chiedo, quello che dovrebbe fare un governo sicuramente dovrebbe avere una posizione chiara, netta su quello che sta accadendo, spingere, cercare in tutti i consessi possibili di rappresentare l'Italia non contro, ma su quello che sta accadendo. Guarda, io non lo so, ho messo una fascia bianca che rappresenta un lutto al braccio per tutti i bambini, e non vuole essere spettacolarizzare o vuole strumentalizzare la questione, ma vuole essere, ho esposto un lenzuolo bianco, non so se siete venuti a sapere che esiste questa protesta del lenzuolo bianco esposto vediamo sui balconi, ma ci sono
eccolo lì, bravissimo. Ma a Milano, però il problema è che non Palazzo viene, Marino. Grazie, ma non viene dato sufficientemente risalto. Ora, quello che i media potrebbero fare è fare dei report, fare delle, come posso dire, diffondere in maniera più capillare, più adeguata a quello che sta succedendo lì, perché la funzione dei media su questo è fondamentale. Questo era Marco De Blasi ieri sera a Focus, De Blasi del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato anche di economia ieri sera dopo l'incontro di Giorgia Meloni con Confindustria. C'è un dato molto preoccupante in Veneto, cioè quello del boom della cassa integrazione straordinaria nei primi 3 mesi di quest'anno. Tanta cassa integrazione ordinaria si è trasformata in cassa integrazione straordinaria e sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria, cioè le aziende che sono in crisi e ristrutturazione o in fase di chiusura, siamo a più 864-865% circa. Questo è il dato più significativo emerso dall'analisi elaborata dalla CGIL sulle richieste di cassa integrazione e sulle crisi aziendali nella Marca Trevigiana. Andando con ordine, nel primo trimestre 2025 diminuisce la richiesta di CIG ordinaria sia in industria che in edilizia rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo per quanto riguarda il primo settore di poco meno di 400.000 ore, pari a un meno 10%. Un trend che si rispecchia nella gran parte dei comparti dell'industria, fatto salvo per alcuni, tra cui il metallurgico, il tessile e a sorpresa il settore degli alimentari. Potrebbe sottintendere anche a un calo dei consumi nel territorio. Ma sono i dati sulle richieste di cassa integrazione straordinaria nella provincia di Treviso a preoccupare. La CIG legata a crisi e ristrutturazioni aziendali in diversi settori, dall'industria all'edilizia al commercio, nel primo trimestre di quest'anno è aumentata di oltre 294.000 ore rispetto ai primi 3 mesi del 2024, mentre la cassa integrazione straordinaria di solidarietà ha subito per il solo comparto industriale un incremento di oltre 848.000 ore. Complessivamente la CIG straordinaria è cresciuta di 1.136.904 ore. Le difficoltà che prima venivano affrontate temporaneamente si stanno in qualche maniera consolidando. Nell'epoca post-Covid è la prima volta che accade questo? Sì, noi abbiamo visto un rimbalzo della produzione, delle richieste subito dopo il Covid, e adesso un calo drammatico. Un quadro sicuramente condizionato dalle crisi internazionali e dalle incertezze legate ai dazi, ma che per la CGIL ha origini lontane. Di una mancanza di programmazione e di visione del territorio. Questo comporta una trasformazione del mercato del lavoro, con un lavoro molto più povero, molto più precario. Un lavoro precario che non consente alle nuove generazioni di acquisire quelle conoscenze che caratterizzano il nostro tessuto manifatturiero, che il sindacato teme possa scomparire se non ci sarà un cambio di marcia. Se non c'è innovazione, se non c'è investimento, se non c'è prospettiva, non è possibile continuare a mantenere un know-how, una capacità di conoscenza. Mauro Visentini della CGIL nell'intervista di Francesca Bozza, e adesso sentiamo Francesco Rattai sui prezzi di frutta e verdura che sono in continuo aumento. L'inflazione è aumentata, sta aumentando dell'1,9%, 2%, mentre per molti prodotti agricoli rispetto al 2024 vengono pagati ancora meno rispetto appunto al 2024, soprattutto per quanto riguarda le fragole, i cetrioli, tutti prodotti importanti, però agli agricoltori sempre meno redditività e sempre meno valore di produzione. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di categoria degli agricoltori. Solo il 10% del prezzo finale finisce in tasca a chi produce la frutta e la verdura che arrivano sulle nostre tavole. È necessario un intervento del governo. Bisogna assolutamente far sì che la legge relativa alle pratiche sleali si concretizzi, e perché si concretizzi si deve comunque
dare la possibilità agli agricoltori di avere almeno il costo del prodotto. Quindi deve essere la garanzia da parte del Ministero, in questo caso dell'Ismea, che dia la possibilità agli agricoltori di percepire il costo di produzione, cosa che oggi per molti prodotti agricoli non è, quindi la redditività delle aziende agricole viene meno. Tra le soluzioni che anche i consumatori possono trovare per spendere di meno senza perdere la qualità dei prodotti è quella di fornirsi direttamente dagli agricoltori locali. Noi dobbiamo sempre di più cercare di valorizzare i nostri prodotti, e quando valorizziamo i prodotti valorizziamo anche il territorio, e dobbiamo andare alla ricerca dei nostri prodotti nelle aziende agricole e nei mercati agricoli. Questa è una prima risposta. Chiaramente su tutto questo noi dobbiamo far sì di valorizzare i nostri prodotti, e quindi nel momento in cui noi andiamo a fare la spesa dobbiamo leggere attentamente l'etichettatura e scegliere prodotti del nostro territorio, di Padova soprattutto, ma del Veneto e dell'Italia. E a proposito di frutta vi raccontiamo una bella storia che riguarda un pilota di aviazione civile che ha deciso di coltivare ciliegie. Ce la racconta Lucio Zanato. A te, Lucio. Mano in tasca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, intanto devo dirti dove siamo. Siamo in un posto stupendo, tu ti ricorderai sicuramente Giuseppe Maffioli, Beppi Maffioli. Ecco, siamo a 2 passi dalla casa di Beppi Maffioli. Siamo lungo il Terraglio, dietro Villa Franchetti, il parco meraviglioso di Villa Franchetti, e 2 passi anche della villa di Elsa Svalduz, giusto per intenderci l'area. Qui Roberto Andolfatto è già pilota di Alitalia, ha ereditato un pezzo di 4 ettari di terreno e una casa colonica, e lui ha deciso di atterrare qui dopo che l'Alitalia l'ha fatto atterrare. Esatto, io ho lavorato fino all'ultimo giorno, fino al 14 ottobre del 2021, e sono atterrato a Roma Fiumicino, ho preso la macchina e sono venuto qua. Ecco, allora andiamo un attimo indietro perché abbiamo i nostri telespettatori. Volare in Alitalia e vedere adesso l'Alitalia che non esiste più, che cosa significa per un pilota che ci ha messo dentro il cuore per 30 anni? L'Alitalia per me è stato un grande amore, cioè nel senso che diventare pilota, poi comandante, è stato il massimo della mia vita. Poi niente, come tutti gli amori è finito anche male perché mi hanno messo a terra, però adesso ho scoperto le pallette rosse e mi sono innamorato di loro, delle ciliegie. Ecco, vedi direttore, come anche attraverso l'agricoltura ci possa essere, un domani, perché io non lo vedevo, Roberto, a vedere non i cantieri ma gli aerei che decollavano, perché di solito chi va in pensione... A Bologna dicono gli Umarell. Ecco, esatto. Perché devi sapere che lui è trevigiano, però la famiglia è di Bologna, e la cosa particolare è che Stefania, sua moglie, è di Bologna, nata a Bologna, in centro a Bologna, lavorava all'anagrafe di Bologna ma come ha fatto a convincerla a portarla qua? Amore? Amore, mettiamola così. Che mi ha cambiato molte volte, l'ho conosciuto come barista, poi mi è diventato pilota e adesso siamo qua. E poi la scelta di coltivare ciliegie. Lei come sempre in casa è la donna che tiene i conti, e i conti tornano con la produzione di ciliegie. Direi che possono tornare, adesso sono ancora i primi anni, quindi è presto per dirlo, però... La parte agricola, direttore, te la raccontiamo nella puntata di agricoltura che stiamo girando, e nel frattempo Nicoletta fa vedere i primi 16 ciliegie, pensa, piantati durante il Covid dal figlio Luca, perché Luca, che è il figlio della nuova generazione, a un certo punto durante il Covid è rimasto bloccato qui a casa della nonna, giusto? Esatto, mi hanno chiuso in Veneto e quindi non potevo fare altro che stare fuori all'aperto. E niente, avevamo delle piante da piantare, abbiamo deciso proviamo con i primi 16 ciliegi, è andata bene, mi sono divertito, e poi dopo ne abbiamo piantati altri 2000. Ecco, tanto per dire, no? E lui adesso è ingegnere, gira il mondo, però il suo sogno è? Il sogno sarebbe, tirare giù pallette rosse, come diceva mio papà. E non solo, perché poi qui ci sono grandi progetti a dimostrazione che l'agricoltura è pur sempre, una via di uscita, e a volte in certe situazioni anche lo spunto per, delle nuove strade da vivere assieme. E da Casieri, da questo luogo meraviglioso, per il momento è tutto. Se non hai domande, a te direttore.
Grazie Lucio. Lucio Zanatto e Nicoletta Rizzetto, una bella storia, è un uomo che volava nel cielo, adesso il cielo lo guarda da agricoltore per vedere come sarà il tempo e se appunto il raccolto sarà buono o meno. Allora vediamo, andiamo alla politica adesso. Il dopo Zaia è slittato il tavolo nazionale del centrodestra e in Veneto sale la tensione. Marcello Bano della Lega lancia un appello all'unità. Sentiamo. C'è un sondaggio, la Lega potrebbe vincere a una piccola condizione, che ci fosse Luca Zaia, e nel senso che ci fosse la lista Lega con la lista Zaia, con la lista degli amministratori, con un'altra lista. Okay. Allora, siccome stiamo parlando di fantapolitica, utopia. Esatto, quindi non è un dettaglio da poco, allora la Lega non vince da sola, vincerebbe solo con un bel supporto da parte di Luca Zaia. Certo, dovrebbe esserci Luca Zaia che si candida, ma mi pare che questa partita qua sia chiusa una volta per tutte. Gioca a carte scoperte il sindaco di Noventa Padovana, il leghista Marcello Bano, in diretta a Ring, quando ancora non si trova la quadra sul candidato presidente per il centrodestra. Il dopo Zaia tra alleati ha ormai le caratteristiche dello psicodramma, in attesa che i leader nazionali battano un colpo. Un primo incontro a Roma per parlare del Veneto e delle altre regioni al voto sarebbe già slittato a data da destinarsi. In studio con Bano c'è un altro sindaco, quello di San Zenone degli Ezzelini, che rappresenta Forza Italia. Nella situazione attuale penso sia fondamentale cercare appunto la sintesi e andare avanti. Anzi, dovremmo imparare, secondo me, dai nostri errori, dove eventualmente ci siamo divisi, quelli di incominciare subito, a prescindere dai risultati, a ricompattare il centrodestra. Questo l'obiettivo dichiarato, nonostante le fibrillazioni siano di fatto quotidiane, con il forzista Flavio Tosi tornato ad attaccare la giunta Zaia sulla sanità. Tutto questo mentre il tempo scorre. Da Bano un invito. Non sottovalutiamo l'importanza del candidato, anche perché qua abbiamo un'eredità molto pesante che è quella di Luca Zaia. Cioè, quindi abbiamo il dovere, l'obbligo di mettere il candidato migliore, a prescindere dalla giacchetta. Io continuo a dirlo anche ai miei. Appello ecumenico, ma per il leghista non si può prescindere da un nome in particolare. Stefani potrebbe essere candidato. Stefani, secondo me, oggi è il candidato. È il candidato. È il candidato. Allora, per quanto mi riguarda, oggi Alberto è il candidato. Candidato è diventato sindaco a Santa Maria di Sala, il candidato del centrodestra, sostenuto anche da Indipendenza Veneta, e sentiamo la soddisfazione dell'avvocato Alessio Morosin. Notevole, ebbene, per chi non è della provincia, non conosce bene, Santa Maria di Sala è un comune di quasi 18.000 abitanti, è la seconda zona industriale e artigianale della provincia di Venezia, quindi ha una notevole rilevanza. Il candidato sindaco è un uomo del territorio senza tessera, e questo è molto importante. Le elezioni amministrative non vanno confuse con le elezioni politiche, perché alle elezioni amministrative si guardano gli uomini, i candidati, le donne ovviamente, e si guardano i programmi e si guarda l'affidabilità delle persone che si presentano. Noi abbiamo presentato una squadra di giovani preparati, qualificati, motivati, credibili, che guidati da un leader eccezionale della nostra area del Miranese, che è Daniel Basso, che ha ottenuto, è quello che ha ottenuto più preferenze di tutti. Siamo praticamente, non è bello a dirsi per loro, perché abbiamo preso più voti della Lega, 2 volte e mezza la Lega, e abbiamo aumentato più del 25% i voti rispetto a Fratelli d'Italia, che pur hanno avuto nelle ultime competizioni elettorali un grande risultato. Questo era l'avvocato Alessio Morosin ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito da voi. Noi
in diretta con Focus TG. Realizzare una variante della Romea sarebbe inutile perché il traffico che la percorre è di carattere locale e non si sposterebbe sulla nuova struttura. Lo ha stabilito uno studio dell'ANAS. La regione è pronta a soluzioni alternative. Sentiamo l'assessore De Berti. È emerso, che ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, che una nuova Romea in nuova sede lungo tutto il tracciato del territorio veneto sarebbe inutile farla perché il traffico non si sposterebbe dall'attuale Romea alla nuova Romea. Probabilmente è raro che uno studio si dimostri così vincolante per il futuro di un progetto quanto l'analisi del traffico lungo la Romea effettuato dall'ANAS. La Regione l'aveva chiesto per individuare il migliore tracciato di una variante, ma lo studio ha rivelato che una parte significativa dei flussi è di carattere locale, per cui da lì non si sposterebbe neanche in presenza di una nuova infrastruttura. Tutto il traffico che c'è sulla Romea, parte veneta, arriva o ha come destinazione nord e sud di Chioggia e la zona di Mestre. Quindi di fatto se io andassi a fare una nuova Romea in nuova sede distaccata da quella attuale rischierei di fare un'infrastruttura inutile perché i mezzi pesanti continuerebbero ad andare sull'attuale Romea. Che fare allora? Innanzitutto un potenziamento dei 15 km di rettilineo da Campagnalupi a Codevigo, con 2 corsie per senso di marcia. Il progetto che stiamo sviluppando, che nasce dal piano Romea di potenziamento dell'infrastruttura attuale, studia tutte le possibili alternative che ci sono per arrivare in quel tratto a separare le carreggiate e quindi eliminare il problema del sorpasso che è la criticità principale in termini di sicurezza. A sud comunque ci sarà una variante da Chioggia a Rosolina, mentre a nord sarà migliorato il collegamento con la A57. Il traffico medio sulla Romea raggiunge i 27.000 veicoli al giorno, il 13% sono mezzi pesanti. La Romea è tra le strade più pericolose d'Italia, con un triste primato anche in tema di incidenti, spesso mortali. I prefetti hanno chiesto alle questure di coordinare un tavolo delle forze di polizia e delle forze dell'ordine per incrementare, collaborando anche con le polizie locali, i controlli lungo la Romea. E preferisce le ferrovie la cagnolina Birba, come racconta la Nuova Venezia. Fuga in treno da San Donà a Portogruaro. L'animale vive con la sua padrona a 300 metri dalla stazione ed è scappata dopo aver scavato sotto la recinzione. La proprietaria ha commentato: le abbiamo messo una medaglietta con il numero di telefono perché conosciamo il suo vizio. Quindi non è la prima volta e per fortuna è stata ritrovata. Adesso vediamo la proposta della Confartigianato per una città a misura di residenti e lavoratori a partire dai parcheggi. Sentiamo ancora Francesca Bozza. Paragono Treviso al dolce forse più amato dai trevigiani, cioè il tiramisù. Il tiramisù è bello, è gustoso, quando lo mangi ti cambia la giornata. Treviso è una cittadina bella, è una cittadina gustosa. Un paragone gastronomico per spiegare il delicato equilibrio come quello tra gli ingredienti che rendono unico il tiramisù su cui poggia la città di Treviso. La città è un equilibrio di fattori. Uno di questi fattori è anche il parcheggio. Il parcheggio è essenziale per chi vive la città, ma chi deve andare anche a lavorare in città. I parcheggi in centro sono un fattore determinante per il futuro cittadino. Senza un razionale piano degli stalli, sottolinea Confartigianato, si rischia di limitare l'accesso ai negozi, ma anche impedire l'attività degli artigiani chiamati a risolvere i problemi dei residenti. Se faccio fatica ad arrivare in quel posto, comincio a limitare quegli accessi. Non si tratta solo di aumentare le aree di sosta, chiariscono gli artigiani, ma di scegliere i luoghi strategici per collocare gli stalli che siano funzionali alla vita del centro storico. Parcheggi di servizio dedicati a chi arriva in città per effettuare interventi in casa o attività commerciali potrebbe essere un punto di partenza. Devi girare un bel po' e magari hai un'attrezzatura da portarti dietro, perché un conto è che vai con la valigetta, un conto è che vai a fare un lavoro dove ti serve un determinato tipo di attrezzatura. Noi diciamo intanto date un occhio di riguardo, magari ogni tanto riservate un posto, che magari quel posto riservato al carico e scarico permette all'artigiano di arrivare
nella prossimità del cliente. Città disegnate intorno ad un turismo mordi e fuggi piuttosto che guardando alle esigenze dei residenti e lavoratori è un rischio che per Romanello va scongiurato. La città senza abitanti secondo me non è più una città. Disney fa i parchi giochi, noi dobbiamo cercare di evitare e questo è un qualcosa che da parte dell'amministrazione sentiamo. Una città moderna si disegna a partire da un progetto complessivo che armonizzi i vari fattori in una visione d'insieme, spiegano dalla Confartigianato che in tal senso chiede al Comune l'istituzione di un tavolo permanente di confronto. Credo che oggi amministrare e pensare una città sia un lavoro che va fatto di squadra. Il nostro è un paese che sta invecchiando rapidamente causa la denatalità e ci sono più ottantenni che bambini, pensate, per cui si pensa al futuro delle case di riposo, sarà necessario averne molte di più, ma c'è il problema delle rette oggi, della mancanza di posti, se ne parla spessissimo, a Bassano del Grappa se ne parla in particolare perché case di riposo e piano Marra sta diventando un terreno molto delicato e si moltiplicano le prese di posizione in difesa di Villa Serena. Sentiamo Ferdinando Garavelli. L'ISAC, che è il soggetto che gestisce Villa Serena, che è di proprietà comunale, è un soggetto che può comportarsi come un soggetto privato a tutti gli effetti, ma è un soggetto pubblico, quindi ha la capacità, pianificando nel medio-lungo periodo, di fare investimenti, di ristrutturare Villa Serena, che è quello che abbiamo chiesto. Sta tutto qui il punto di vista dell'opposizione bassanese sul futuro di Villa Serena, ovvero pubblica, ristrutturata e a disposizione della città. Una presa di posizione forte in un momento in cui due correnti sotterranee si muovono in direzioni apparentemente opposte fra i progetti dell'ISAC per Villa Serena e quelli del privato per il piano Mar. Bisogna adesso andare avanti, entrare nella fase operativa, nella fase che prende atto che quella risorsa è una risorsa per la nostra città. Sarebbe bello ricordarne la storia partendo da Piero Fabris, dalla fondazione che ha istituito quel tipo di servizio a favore degli anziani del nostro territorio, insomma, ma sarebbe troppo lunga, però Bassano si è sempre contraddistinta per avere un'alta sensibilità sul tema dell'assistenza per gli anziani gestito dal pubblico. Questo noi vogliamo che continui. Il rilancio di Villa Serena è già partito, tanto che lo stesso Campagnolo aveva caldeggiato una convenzione per l'uso della struttura per almeno mezzo secolo. Ma, avverte il consigliere, c'è ancora molto lavoro da fare. Ha patito in questi anni una gestione molto discutibile, uso questo termine per essere buono, e che l'ha portata in una situazione difficile anche per gli stessi ospiti, per i familiari. Quindi noi siamo perché vengano mantenuti tutti quei posti pubblici, si intervenga su quella struttura per sistemarla. E soprattutto se ci sono privati che vogliono impegnarsi nel mondo dell'assistenza per anziani, lo facciano da privati e non con i soldi pubblici. Campagnolo chiude il cerchio con la faccenda del tesoretto da oltre 5 milioni di euro che il Comune potrebbe o dovrebbe avere in mano. Soldi che derivano dalle cifre accantonate per gli espropri e dai pregressi e dalle sentenze del TAR sul piano Mar che riguardano la posizione dei privati. Questo soggetto, che ricordo, è stato dichiarato da un tribunale amministrativo italiano a gennaio 2024, quindi oltre un anno fa, inadempiente nei confronti della città di Bassano del Grappa, inadempiente e mancante della costituzione di una polizza fideussoria, quindi di fatto di un assegno circolare a favore della città di Bassano del Grappa di 4 milioni di euro che noi oggi ancora non abbiamo. Dalla Nuova Venezia la morte di mamma Pamela si è spenta a 42 anni, lutto a Jesolo, aveva lavorato in diversi studi di commercialista, lascia il marito e un figlio. A Venezia è stata presentata una sorta di rivoluzione che scatterà dal 1° luglio per regolamentare l'accesso dei visitatori turistici nella Basilica di San Marco. Vediamo. Dal 1° luglio i turisti che vorranno visitare la Basilica di San Marco a Venezia potranno accedere solo su prenotazione esclusivamente online. Aumenta il costo del biglietto, 10 euro per quello base fino a un massimo di 30.
Anche il semplice biglietto base comprenderà l'accesso alla Basilica di Torcello e alla parte museale del seminario. Grazie a questo aumento sarà garantita l'apertura continuativa di 40 chiese del Patriarcato, oggi chiuse completamente o parzialmente. Si creeranno anche nuovi posti di lavoro. Questa è la grande novità. Non dovranno più fare code, saranno certi di poter entrare nell'ora loro programmata e quindi tutto dovrebbe avvenire in modo molto più rispettoso per la città e per le persone che ci visitano. Inoltre avremo anche un maggior controllo a garanzia della sicurezza e soprattutto una migliore qualità di visita. Permetteremo a tutti di poter visitare la Basilica senza la pressione che in certi momenti oggi si verifica. Cosa cambierà? Aumenterà il biglietto oggi online di 6 euro, passerà il biglietto base a 10 euro, di più se si vedono altre parti riservate della Basilica. Si partirà con una sperimentazione di 6 mesi, come ha ben spiegato Monsignor Favaro. I cambiamenti in arrivo riguardano solo gli accessi turistici, mentre l'ingresso ai fedeli dei peregrini, in particolare in questo anno del Giubileo, per le celebrazioni liturgiche, per pregare e per fini pastorali, sarà sempre e comunque gratuito. Abbiamo 1.800.000 visitatori della Basilica, circa 700.000 del campanile, quindi nell'insieme sono 2,5 milioni di persone. Con questa pianificazione degli accessi porteremo i biglietti giornalieri da 4.200 fino a 5.200, quindi aumentiamo la possibilità di visitare la Basilica in condizioni più rispettose. E interessa anche Venezia e tutte le città d'arte la decisione del TAR di Roma, che ha deciso che può tornare il self-check-in per i bed and breakfast e per gli affitti brevi. Erano stati momentaneamente impediti da una legge che prevedeva che si potesse entrare nei bed and breakfast e nelle case degli affitti brevi soltanto incontrando personalmente i proprietari. Dopo la morte della curatrice lo scorso 10 maggio, la mostra proseguirà il percorso che lei stessa aveva tracciato. È stata la decisione dei vertici della Biennale d'arte insieme alla famiglia dell'artista. I look forward to seeing you in Venice in May 2026. Un appuntamento che Coio Cuo, direttrice della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026, non riuscirà a mantenere per un tragico destino che lo scorso 10 maggio, a causa di una malattia fulminante, l'ha strappata alla vita. Sarà comunque presente in altra forma. Con gesto coraggioso e senza precedenti, la Biennale di Venezia, guidata dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha annunciato con una scelta dirompente, in accordo con la famiglia di Cuo, di realizzare la mostra da lei pensata. Un annuncio sottolineato da applausi scoscianti e da una profonda commozione palpabili nella sala delle colonne a Ca' Giustiniani. E della sua piena disponibilità al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l'incarico di direttore artistico del settore arti visive della Biennale. Coio Cuo ha lavorato intensamente dall'ottobre 2024 fino ai primi di maggio, pochi giorni fa, alla realizzazione della mostra che avrà il titolo e il contenuto da lei pensati, in minor case, in tono minore. La mostra verrà inaugurata il 9 maggio 2026 fino al 22 novembre. I contenuti saranno annunciati il 25 febbraio del prossimo anno. A tracciarne la strada saranno Coio dall'altrove, come ha indicato il presidente Buttafuoco, con la Biennale e il team di curatori e collaboratori da lei scelti. L'arte spranca le porte all'eterno. Nel suo sguardo c'è il momento da attraversare. Ancora prima di dire la sua risposta, mi chiede, posto il vincolo di riservatezza, posto il bisogno di non far trapelare nulla oltre quelle mura della stanza in cui ci ritroviamo, mi chiede, posso dirlo comunque a mia mamma?
Presidente Pietrangelo Buttafuoco, torniamo a Bassano del Grappa perché una ricerca d'archivio ha restituito una scoperta storica straordinaria. Antonio Canova aveva un quarto fratellastro, Iseppo, terziario francescano, l'uomo nato a Crespano, morì a Padova nel convento di San Francesco Grande. AD 3 settembre 1763, Iseppo, figlio di Francesco Sartori, e Angela, figlia di Giovanni Zardo, nato ieri sera. Ecco il documento che restituisce da antiche carte, grazie a una ricerca certosina dello studioso di archivistica Federico Piscopo, la certezza dell'esistenza di un quarto fratellastro, il primogenito per discendenza, per il celebre scultore Antonio Canova. Iseppo, poi Fra Giuseppe, nato a Crespano nel 1763 e morto a Padova di febbre maligna nel convento di San Francesco Grande nel 1797, era il primogenito di Francesco Sartori e di Angela, la madre di Antonio Canova, rimasta vedova. Un legame che non si è mai dissolto, quello tra lo scultore e la mamma Angela, nonostante dopo la morte del padre fosse cresciuto con il nonno, testimoniato dall'affetto verso le sorellastre Elisabetta e Maria e del ben noto abate Giovanni Battista Sartori, di cui lo scultore sostenne gli studi accogliendolo nella casa romana. Dell'abate Sartori ricorrono nel 2025 i 250 anni dalla nascita, che saranno celebrati in una mostra che sarà ospitata a Palazzo Reale di Crespano di Pieve del Grappa il prossimo autunno. Una scoperta che testimonia il legame tra lo scultore di Amore e Psiche e l'intero territorio pedemontano, una figura, quella di Iseppo, che, ha spiegato il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, rappresenta un valore identitario che ci permette di riconoscere nella nostra storia locale i semi di una vicenda umana e spirituale che merita di essere conosciuta. Scoperto il fratellastro di Antonio Canova e si scoprono illustri discendenti, per esempio, di Leonardo da Vinci. Ne sono stati scoperti 5 con il DNA, hanno ereditato il suo genio. Mauro Dalmazio, Gianni, Milko e Bruno hanno in comune il cognome Vinci, per l'appunto è un cromosoma. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Sicurezza e zone rosse al centro del dibattito politico, una raccolta firme avviata a Vicenza da Joe Formaggio. Sentiamo. Alla luce di nuovi e recenti episodi e casi di violenza, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Joe Formaggio, torna a parlare dell'istituzione di zone rosse e lo fa con la volontà di raccogliere delle firme anche tra i cittadini. Sì, come promesso al prefetto, se nulla sarebbe cambiato da 2 settimane fa, e dopo un mese mi sarei impegnato a raccogliere le firme. Ci sono già tantissimi cittadini che mi chiamano e mi dicono: Joe, dov'è che devo venire a firmare? Diamo l'ultima possibilità per vedere se la situazione della sicurezza a Vicenza migliora. Diamo una possibilità anche al sindaco, che insomma ha dei poteri per far allontanare assieme alla questura le persone. Tanto sono sempre quelli che delinquono, sempre quelli che intimoriscono, sono sempre quelli che fanno dei danni in città. La città sta perdendo appeal e non possiamo permettercelo, quindi una zona rossa a mio modesto parere serve, perché ha funzionato nelle altre città dove è stata applicata e funzionerà anche in centro a Vicenza. Voi tornate anche sui recenti episodi di cronaca e violenza? Ma sì, uno non può venire in una delle città più belle del Veneto, terza Confindustria d'Italia, nel senso ricca, bella, e deve essere una città pulita. Non si può prendere un pugno in faccia perché si dice a una persona che il cane sta facendo i bisogni in un angolo e deve pulire. Non si può, non è permesso, e non staremo zitti. Ecco, quindi una raccolta firme, già avete un po' sondato sulle adesioni di commercianti e di residenti, cosa ne pensano?
Ma sì, chiunque abbia una bottega, chiunque tenga questa città, chiunque voglia il bene di questa città. Il prefetto ha detto una bellissima cosa: se volete una Vicenza sicura dovete vivere la città. Benissimo, noi vogliamo viverla la città e vogliamo una città sicura, costi quel che costi. Ecco, avete sentito l'opinione del consigliere regionale Gio Formaggio, che avviera appunto una raccolta firme per sondare la volontà dell'istituzione delle zone rosse in centro storico. Grazie a Luisa Bertini e chiudiamo questa edizione del TG con gli alpini. Sebastiano Favero è stato riconfermato alla guida dell'ANA per il 5° mandato consecutivo. Una solida maggioranza assoluta, 270 voti su 469, ha riconfermato Sebastiano Favero alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini fino al 2028. Nell'elezione avvenuta a Milano da parte dei delegati delle Penne Nere, Favero partiva da un appoggio molto ampio. Ho deciso di continuare soprattutto per poter portare avanti e spero terminare i programmi che mi ero dato fin dalla mia prima nomina e che vorremmo portare a termine, che sono quello di un maggiore coinvolgimento dei giovani e anche del ricercare una soluzione che, se non è il ritorno tout court di un servizio obbligatorio di leva, sia comunque un coinvolgimento più forte, più deciso anche da parte di chi ci governa, dei nostri giovani, che secondo noi ne hanno estremo bisogno. Il riferimento è alle attività di protezione civile, che richiedono una formazione specifica e anche un'età più bassa della media attuale. A meno di 2 settimane dall'appuntamento con la Dunata Triveneta a Conegliano, il ricordo torna ancora a Biella. La Dunata di Biella è stata sicuramente una gran bella dunata, soprattutto perché è stata molto alpina, con sia i nostri ovviamente alpini che sono andati alla dunata, ma anche con la gente che ha fatto da corollario, e quindi c'è stata una condivisione e una partecipazione molto molto forte. Ecco, è anche da ribadire il nostro modo di fare la dunata, con le nostre tradizioni, con le nostre musiche, me lo lasci dire, e non con interventi estemporanei che non hanno niente a che fare con noi. L'anno prossimo tocca a Genova, poi sono in ballottaggio Verona con Brescia. Su Bassano resta un punto di domanda. Bassano deve valutare prima di tutto se ci sono le condizioni, e qui è un problema che deve decidere ovviamente la sezione da un lato e la città dall'altro. Intanto è imminente la riapertura del Sacrario dell'Aiten. Una bella notizia, e devo dare atto dell'impegno delle amministrazioni, sicuramente locali, ma anche, me lo lasci dire, dell'associazione, anche e soprattutto con la sezione locale, che veramente si è sempre battuta per una riapertura più a breve tempo possibile. Sacrario che è stato aperto proprio oggi, come ci ha detto poco fa Ferdinando Garavello in diretta. E sentiamo adesso Lucio Zanato che fa il punto sulla Triveneta, la prossima Triveneta degli Alpini a Conegliano. È il capolavoro di Beppi De Marzi, cantato nel Bosco delle Penne Mozze, uno dei sacrari alpini della Marca Trevigiana, ma è soprattutto l'animo delle Penne Nere espresso in musica. Ed è solo un esempio di quanto i cori alpini entrino nel cuore di chi li ascolta, con quel carico di emozioni fatto di vite vissute, tutte accomunate da quel cappello e dalle montagne. Emozioni che viveremo nel corso della Dunata Triveneta di metà giugno a Conegliano, ma che saranno il filo conduttore anche del grande concerto corale voluto dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la serata del 30 maggio. Alle volte ci si chiede se la storia abbia in sé insegnato o meno. Noi però dobbiamo continuare ad impegnarci affinché questi sacrifici non siano stati fatti invano. Memorie di guerra e armonie di pace. Questo è il titolo dell'evento, ricordando i 110 anni dall'inizio della Grande Guerra e gli 80 dalla fine del Secondo Conflitto Mondiale. Un evento che vedrà alternarsi 5 cori, da quello composto esclusivamente da bambini fino all'ensemble di giovani, con in mezzo 3 cori ANA, il Vittorio Veneto, il Mesulano e il Col di Lana. Uno spettacolo guardando la Triveneta per i 100 anni della sezione di Conegliano. Ricorda 100 anni di storia e abbiamo voluto appunto inserire questa manifestazione
nel nostro palinsesto, ma che si avvicina molto anche alla Triveneta di Conegliano. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15, Paolo Galeano, Gennaro Marotta, Lucas Pavanetto, Michelle Pietrobon, Giulia Princivalli e Francesca Zaccariotto. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Italo Morao, ci vediamo stasera, arrivederci.